Ancora il replay sulla combinazione numero 1, sulla gabbia uscita dal terreno di gara di Corino e Bernardo Alves per il Brasile. L'ingresso è invece quello di Gold Fever. Sceglie Gold Fever per affrontare il Grand Prix. Questa 13 anni da grosso Z, scelta da Luc Berbaum. Grande attesa per Gold Fever e il grande Ludger, chiamato a questa prova davanti al pubblico di casa perché è visto ovviamente come il controfavorito, l'anti Marcus Henning per questo circuito, questo Riders Tour. È l'alternativa più probabile a Marcus Henning per il discorso vittoria, anche se c'è da dire che è davvero molto presto perché sono 8 tappe e quindi tutto davvero può succedere. Il punteggio molto simile ai campionati del mondo sia di Formula 1 di automobilismo che Formula 1 di offshore, quindi è un punteggio che dà la possibilità a tutti di una veloce risalita in classifica. Un paio di vittorie per intenderci servirebbero già ad entrare da 0 punti a far parte dei migliori 5 della classifica, quindi questo è lo spirito. Sulla riviera qualche indecisione, ma riprende la cavalla come si deve Ludger Berbaum, ancora bene sulla combinazione. Deve cercare ovviamente il percorso netto, perché un percorso con un errore dovrebbe essere molto molto veloce per poter accedere alla seconda manche. Siamo alla doppia gabbia. La girata è molto larga e questo significa che vuole assicurarsi l'ostacolo finale e ce la fa Ludger Berbaum. Poco più di 80 secondi per chiudere la pratica del primo round e saluta tutti e se ne va diretto in seconda manche il grande Ludger. Dunque Ludger Berbaum con Gold Fever va in seconda manche e abbiamo già un quadro completo dei 10 binomi che andranno in seconda manche. 7 con 0 di penalità e 3 entreranno con un handicap di 4. Dunque l'unica sorpresa tra i favoriti che non rispettano il pronostico arriva da Lars Nyberg, ritirato per un infortunio della sua cavalla Loriana, del suo cavallo Loriana. Primo piano di Ludger Berbaum che rivedremo con certezza matematica nella seconda manche e questo sarà l'ordine di ingresso. Con 4 penalità i primi 3 e poi con 0 penalità di handicap entreranno tutti gli altri sino a Ludger Berbaum, che sarà l'ultimo in virtù anche del miglior tempo perché con 80,15 è stato il più veloce dei netti. Il nuovo campione del mondo, Cristian Sanavia! Open doors,
Coppa GT. Superate le vostre aspettative. Tutto comincia con un chip che contiene una tecnologia leader nel mondo e unito a un progetto innovativo e alla purezza del design diventa un televisore LCD Samsung. Experience the power within. Samsung. Tutta la UEFA Champions League arriva a casa tua. E con il decoder digitale gratis non ti perdi l'emozione del grande calcio internazionale. Sky ti sorprende sempre. Non sorprenderti. Se provi la sensazione di freschezza dei denti appena lavati, di sicuro è l'effetto di Daygan Protex. Quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygan Protex. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. C'è una nuova rete di agenzie immobiliari che ti fa sentire subito a casa tua. Pirelli Refranchising, se vuoi sentirti a casa. I can't see the face. Nuova Jaguar S-Type Diesel Twin Turbo, la silenziosa potenza 2007 V6 Diesel. E vediamo dunque la seconda manche. I primi tre alla via sono i concorrenti con una penalizzazione di 4 dal primo giro. Florian Mayer-Zuartum è il primo a partire. Walt Rose aveva 4 nel primo giro, il grigio del cavaliere tedesco. Diamo un'occhiata a questo interessante giro nella seconda manche. Non ha davvero fatto sconti il direttore di campo Olaf Pedersen. Questa era la combinazione a doppia gabbia che è diventata una gabbia semplice, e poi un salto su quello che era l'ultimo ostacolo del primo round per andare su quest'Oxer in chiusura. 4:53:80 come avete visto in grafica per Florian Mayer-Zuartum. Le 4 penalità sono relative al primo giro, questo è il netto della seconda manche, ma le 4 penalità, come palese, rimangono nella formula del Grand Prix. 2 manche dunque chiuse con un totale di 4 penalità, un risultato comunque positivo su questi giri davvero grossi. E noi andiamo a seguire Daniel Meech dalla Nuova Zelanda con Diagonal. Anche Diagonal aveva terminato la prima manche con 4 penalità, e un handicap in questo tipo di gara è soggettivamente in questa gara pesante, perché sono tanti i netti, sono ben 7. Quindi dovrà cercare percorso senza errori anche in questo frangente, perché naturalmente altre penalità andrebbero ad aggravare la sua posizione di classifica. La possibilità dunque per Daniel Meech di portare a casa i primi punti nel Riders Tour.
Siamo sulla linea finale, ultimo salto e sì, c'è il netto nella seconda manche per un fantastico diagonal, ancora full of energy, scoppiettante di energia. Dunque Daniel Mitch chiude in 51,79, 4 il totale di penalità, sommando il risultato del primo e del secondo round. Questo è il replay con l'inquadratura particolare sul anteriore e posteriore di questo diagonal che davvero ruba l'occhio. Ancora Bernardo Alves, mentre questa è la fase di cool down di Daniel Mitch con le carezze a diagonal. Ma adesso passiamo a Corino. 4 le penalità con un velocissimo 77 di tempo nel primo giro. Binomio brasiliano viene ad affrontare la combinazione ex doppia gabbia e c'è un ingresso veramente disastroso e a questo punto della gara non riesce a proseguire con il verticale che seguiva, con l'ostacolo che seguiva la combinazione, quindi probabilmente si ritira. Avete visto l'ingresso nella gabbia? Sì, questo è il salto di uscita e c'è quindi il ritiro. La regia ci ripropone l'avvicinamento con una girata davvero molto stretta. Il cavallo non riesce a inquadrare bene l'ostacolo, non trova la battuta e c'è la camminata proprio nell'ostacolo più difficile di questo secondo round. Cammina letteralmente sul primo elemento e non riesce a riprendersi per il salto al secondo elemento della gabbia della combinazione. Per Bernardo Alves, Corino, c'è dunque il ritiro che lo lascia in fondo alla classifica. Attenzione perché adesso arrivano i percorsi netti, dunque i papabili al winning ground qui a Donaueschingen, i papabili per la vittoria, Karen Ersting-Engemann con Jaganita. Questo binomio aveva realizzato il netto con il tempo più alto e quindi è la prima a partire tra i percorsi netti. Importante risultato è quello della seconda manche perché naturalmente per i netti del primo giro diventa un vero e proprio winning ground. La tavola caduta in questo Oxer è il primo errore, sono le prime 4 penalità di tutto un Grand Prix. Replay di errore nell'ingresso della gabbia, poi ancora un contatto. Jaganita arriva molto stanca al salto conclusivo e la chiusura. E su questo Oxer, su questo largo, 8 penalità, 57,96 il tempo impiegato nel secondo round, ma 8 le penalità, lo score pesante per Karin Ernsting-Engemann che scivola alle spalle dei concorrenti che avevano già 4 nel primo giro. Abbiamo dunque il replay in slow motion del primo e del secondo errore, lo vedete, errore di anteriore nell'ingresso della gabbia, uno degli ultimi ostacoli del secondo round, e qua invece è il dettaglio sul nastro rosso del coda di Checkmate. Questo bel soggetto interpretato da Meredith Michaels Beerbaum potrebbe essere il Black Horse di questa, non solo di questo appuntamento Donaueschingen, ma
mi permetto tra virgolette di dire, anche del Riders Tour, perché non c'è solo Marcus Henning, non c'è solo Luke Verbaum, ma ci potrebbe essere un terzo binomio incomodo, quello proprio di Meredith Michael e Checkmate. Però andiamo a testarlo qui a Donaueschingen. Guardate cosa avanza in parabola, davvero ancora straripante di energie. Vediamo se Meredith Michael Verbaum riesce a utilizzare il potenziale al meglio. Guardate quanto lascia in parabola, davvero incredibile la potenza, la forza e la voglia di arrivare di questo Checkmate, veramente irresistibile. Attenzione perché manca ancora un salto, il pubblico si è lanciato con un applauso in preceduta ovviamente a quello che è l'arrivo, precedendo l'ultimo salto, ma può liberarsi adesso con il netto in 50-51, un tempo interessante per questo secondo round. 50 secondi direi è un tempo decisamente buono su questo secondo round. Si può andare più veloce sicuramente, ma bisogna anche fare i conti con gli ostacoli, perché lei è a 0 e ha un doppio netto. Primo e secondo round impeccabile per Meredith Michael Verbaum. Dunque c'è il primo posto provvisorio, ma ci sono ancora un bel po' di concorrenti, 5 per la precisione. Qua a guardare le classifiche in tempo reale è Ludger, spettatore interessatissimo, che sarà anche l'ultimo a partire. Un gran bel vantaggio che però si è conquistato avendo il netto più veloce. Ma andiamo in cronaca diretta con Hubert Bourdi, portacolori della Francia, con VDL Group e F2ZTIS. 12 anni da Quidam de Revel, dal grande Quidam de Revel. È il compagno di battaglia di Hubert Bourdi in questo appuntamento tedesco con lo Riders Tour a Donaueschingen. Anche per Hubert Bourdi la possibilità di portare a casa i primi punti in questo circuito. Nulla di fatto ad Amburgo, a Wiesbaden e a Gera, le prime 3 tappe. Bene invece qui, con un doppio netto per Hubert Bourdi, 0, il tempo però è più alto rispetto al precedente di Meredith Michaels, secondo, ed è comunque autore di una prestazione davvero sublime. Un F2ZTIS targato VDL Group in grande forma, un doppio netto che è il secondo doppio netto di questo Grand Prix. E dunque vi dicevo, 50 secondi abbondanti per Meredith Michaels, è un tempo davvero non facile da andare a pizzicare. Vediamo se ce la fa Matthijs van Asten con VDL Group, Kidanta, Van der Laar. Si trova di fronte all'ennesimo percorso da affrontare qui da Donaueschingen, dopo i 2 delle gare a squadre. Davvero super impegnato Matthijs van Asten, difende i colori dell'Olanda. L'abbiamo visto in squadra e impegnato in questa tappa del Riders Tour insieme al fratello minor Leopold van Asten. Anche Kidanta Van der Laar vanta la linea di sangue Quidam Revel, 12 anni, si avvia molto veloce sull'ultimo salto, 50 e 63. L'impressione era quella di andare a battere il 50 e 51 di Meredith Michaels, che chiede subito delucidazioni sul suo tempo.
l'accelerazione finale, lo sprint sull'ultima addirittura dava l'impressione di un velocissimo percorso sotto i 50 secondi, ma era solo un'impressione. Vediamo, la regia ci ripropone il salto della gabbia, uno degli ultimi ostacoli della seconda manche, e sarebbe stato bello rivedere anche l'accelerazione impressa da Matthijs Van Asten proprio dopo quest'ultima curva, dopo quest'ultima girata. Andiamo ora in cronaca con Thomas Mühlbauer, un altro dei Panzer del plotone tedesco qui nel Riders Tour di Donaueschingen. Monterà Asti Spumante, un Asti Spumante che abbiamo visto in grande spolvero nella prima manche, il 9 anni da Argentinus, come dicevo prima uno degli stalloni che va per la maggiore, uno dei più quotati anche per i risultati ottenuti, soggetti di salto ostacoli in tutto il panorama internazionale. Vediamo come gestisce la gara, la partenza. La prima parte sembra piuttosto prudente, vedremo se libererà il potenziale negli ultimi metri del percorso. Attenzione, perché come per Matthijs Van Asten potrebbe, e condizionale d'obbligo, essere troppo tardi. Qui abbiamo visto un percorso alla ricerca del netto, la girata più stretta adesso per andare ad affrontare gli ultimi due ostacoli, e la partenza, eccola qui. Qua però c'è qualche metro in cui riesce a riprendere il cavallo, e questo ovviamente dà un rallentamento evidente proprio sulla linea finale. Non ha rischiato. Avete visto due riprese proprio nella rush finale per Thomas Mühlbauer, che va a chiudere con un ottimo netto, un ottimo doppio netto. Ed eccola qua, l'allungo, poi qua prova a fermare per ben 2-3 volte addirittura per provare la battuta. Arriva anche grande, ma comunque risponde molto molto bene. Asti Spumante, doppio 0 in 51 secondi e 96. Ma adesso, signori, siamo agli ultimi due, ai più pericolosi, ai peggiori clienti per chi sta davanti, per Meredith Michael. Ci sono Anka e Goldfever, con rispettivamente in sella Marcus Henning e Ludger Verbaum. Il leader del Riders Tour, in virtù proprio della vittoria a Wiesbaden e a Gera, una vittoria strepitosa, davvero sfolgorante per la facilità disarmante del cavaliere tedesco Marcus Henning, che vediamo ancora bene in palla con Anka. Siamo in dirittura, colpo di frusta per accelerare il ritmo in questa ultima dirittura. Se ne va, guardate il tempo, sì, mani al cielo, 48 secondi e 98. È sfondato il muro, sfondato alla grande il muro dei 50 secondi. Signori, Marcus Henning grande favorito, rispetta il pronostico e si porta davanti. E dunque jingle per lui e soddisfazione, perché questa Anka è stata interpretata, questa 13 anni Anka è stata interpretata con grande spirito e senso tattico, senso del traguardo. È un garista nato Marcus Henning, ma lo è anche Ludger Verbaum, e quindi è davvero molto difficile stilare un pronostico in questo finale di Grand Prix. Molto probabilmente ci sarà lotta a fil di secondo, perché 48 e 98 è un tempo davvero molto veloce. L'ago della bilancia lo aveva posto la tedesca Meredith Michael Verbaum con il 50 secondi di tempo realizzato da Checkmate, ma Anka ha davvero strafatto.
48,98. E dunque è sfida probabilmente a due, perché nelle gambe di Gold Fever c'è il netto in questo percorso. Bisogna vedere se nella testa di Ludger Beerbaum c'è la possibilità di andare a cercare le girate giuste e trovare i tempi giusti su questo percorso. La partenza subito veloce, e vedete come la cadenza aumenta, un ritmo notevole in questa prima parte. Vuole guadagnare 20 secondi, poco più, per liberarsi della prima parte del percorso e arrivare a quella che è la combinazione. Arriva con una girata stretta, rischia, ma risponde molto bene Gold Fever. Qua probabilmente ancora in vantaggio Marcus Henning, ma Ludger Beerbaum deve trovare l'allungo finale nella zona traguardo, e per Gold Fever la chiusura è in 48,75. E che gara, davvero una precisione chirurgica nell'andare a battezzare Marcus Henning, che aveva 48,98. Dice: ma che fatica Ludger Beerbaum. Grazie al pubblico, vedete un cenno di ringraziamento al pubblico, molto molto serio, gelido come sempre il tedesco Ludger Beerbaum. Dice: di un niente, di poco poco, ma ho vinto io. Ecco, vedete, con un sorriso solo accennato, in classico stile tedesco, germanico. Vince di pochissimo, ma vince Ludger Beerbaum, che dunque si propone a questo punto in maniera più che palese come il contro favorito di questo Riders Tour. Si porta a casa i 20 punti per il primo posto, ma signori, Marcus Henning non ci sta ad essere strabattuto, perché è secondo, ed è comunque un ottimo risultato per lui, perché sono 17 contro 20 i punti per il secondo posto in questa tappa del Riders Tour a Donaueschingen. E siamo a metà, quarta tappa che si conclude, quindi quarta su 8, metà. Si vedrà dunque a Münster, quinta tappa, come si evolverà la situazione di classifica. Per il momento Ludger Beerbaum attacca Marcus Henning, un Ludger che, non dimentichiamolo, aveva aperto con il secondo posto alle spalle di Tony Asman nella prima tappa ad Amburgo. E qua ancora il bellissimo slow motion sul finale di gara, un sospiro di sollievo, ma la vittoria è sua. Ed eccolo l'ordine di arrivo di classifica: Ludger Beerbaum, Marcus Henning e Meredith Michaels Beerbaum. Direi che qui a Donaueschingen si è interpretato proprio il senso di questo Riders Tour, e si sono affrontati a volto scoperto tre dei più attesi, tre favoriti di questo circuito. Per il quarto poi un ottimo Mathies Van Asten, che coglie un piazzamento importantissimo per la sua posizione di classifica, ma ormai a metà gara si sono staccati sia Henning che Beerbaum, che Meredith Michaels, Beerbaum. E qua probabilmente sarà tra loro tre la lotta. Vedremo se nelle prossime tappe si aggiungerà un quarto binomio. Questo è il momento classico della cerimonia di premiazione, sempre molto impressive in questo bellissimo campo di cui abbiamo parlato poco, ma direi che le immagini hanno reso onore a quella che è l'organizzazione impeccabile tedesca, ovviamente qui a Donaueschingen, per questa tappa del Riders Tour. Jingle per chi vince, già coccardata Gold Fever, il giro d'onore, il lancio del bouquet al pubblico che se lo divora. E andiamo a sentire l'intervista a caldo del vincitore Ludger Beerbaum. Even now, he's second. I only made up 3 points actually with winning here, but nevertheless I'm at least there, and he's feeling my breath, I would say. So I'm looking forward now for the next step. Dunque un appuntamento importante sarà il prossimo step, la prossima tappa,
dopo aver conquistato punti sia all'inizio ad Amburgo con il secondo posto, qualche punto a Wiesbaden e a Gera, un importante punteggio qua, un importante traguardo, i 20 punti della vittoria. È davvero difficile andare a pensare un tempo più veloce, anche perché ha cercato una volata davvero incredibile, quasi 2 secondi rispetto a Benedict Michaels per Marcus Henning, e quindi andare a batterlo è stato molto onesto in questo. Lüdger Berbaum è stata anche c'è stata anche un pizzico di fortuna complice nella sua vittoria. Dunque gran forma per Gold Fever, che dunque si preannuncia come uno dei controfavoriti. Vedete che però ancora 20 punti di vantaggio Marcus Henning, se la giocheranno a Münster naturalmente. Luciana Dini Skipling resta terzo.